Una sentenza che lascia i risparmiatori toccati dal crack dell'Istituto Vicentino con l'amaro in bocca, quella pronunciata in Cassazione per il maxi processo sul caso BPV. Continua la battaglia sui ristori da parte delle associazioni che da 10 anni si occupano della vicenda, portando la voce di chi ha perso i risparmi di una vita. Noi pretendiamo dal governo e quindi dalla politica che venga ricostruito un fondo per la vera resurrezione del risparmio e il ristoro integrale, quindi chi ha preso l'acconto del 40% dovrà essere pagato integralmente. Chi non ha avuto il modo di fare domanda per qualsiasi motivo, periodo Covid, deve fare la domanda e essere ristorato al 100%. Ricordiamoci che a Zonin sono stati sbloccati e svincolati anche tutti i sequestri dei suoi beni ed è ritornato come se nulla fosse successo. Gli unici che comunque pagheranno e continueranno comunque a soffrire saranno comunque i risparmiatori che sono stati truffati. Una conferma delle sentenze di condanna degli ex vertici della Banca Popolare di Vicenza pronunciata dalla Cassazione, che rappresenta comunque una risposta per le vittime del disastro finanziario che hanno visto i loro risparmi in fumo. Non sarà certamente quella la sede nella quale arriveranno i grandi ristori che sono arrivati in parte con il fondo indennizzo risparmiatori, però è stata da un lato confermato l'impianto accusatorio della procura, dall'altro lato la posizione delle parti civili che noi avvocati rappresentavamo ed eravamo presenti in udienza appunto ieri. È sicuramente però un tassello importante da un lato per la vigilanza bancaria, e cioè per impedire che casi del genere, condotte illegittime così significative si ripetano, dall'altro lato a conferma della tutela delle posizioni dei risparmiatori e delle parti civili.